mi è giunta da parte della signora Giuliana Orzai, testimone, una lettera in data 4/6/98, con la quale protesta perché su un quotidiano e su un settimanale sono state pubblicate immagini fotografiche della sua persona, nonostante il suo divieto di venire ripresa fotografata. Ricordo ai fotografi e agli operatori TV che intanto possono scattare fotografie e riprendere immagini all'interno dell'aula di giustizia in quanto le persone presenti vi consentano. Possiamo iniziare con il primo testimone. Allora Pepe Ilaria. Pubblico ministero. Si vede il testimone magari. Vediamo? Qua però. Oppure il vostro la prossima volta se ne parla. Scusate, non è questo. Francesco. No, lascia. Poi vi spiego. Signorina, lei è chiamata come testimone, deve rendere testimonianza veritiera. Legga la dichiarazione di impegno. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, le sue generalità, per favore. Ilaria Pepe, nata a Roma il 20/11/74 e residente sempre a Roma in Viale Erminio Spalla 398. È studentessa? Di giurisprudenza, 4º anno. Adesso risponderà alle domande del pubblico ministero e delle altre parti. Sì. Pubblico ministero, puoi iniziare. Senta, che attività svolgeva lei il 9 maggio presso l'università? Il 9 maggio precisamente nessuna attività. Nel maggio del 97? E tutto l'anno 97 sono stata borsista di collaborazione alla biblioteca, anche quest'anno. Ha saputo ovviamente che Marta Russo è stata uccisa nell'università. Avete commentato con alcuni suoi colleghi questo fatto? Sì. Ecco, ci può raccontare in particolar modo cosa le è stato riferito? Cosa mi è stato riferito in merito ai commenti? In questi commenti che ha fatto. I commenti più freschi erano naturalmente quelli del giorno seguente, che era il 10 maggio e lavoravo all'università. E nulla, si fecero le ipotesi più svariate su chi poteva essere stato l'autore di questo omicidio. E quindi... Ecco, questa ipotesi di chi fosse l'autore dell'omicidio, da chi fu fatta, ricorda? Da me in prima persona, dal dottor Ferraro, dal dottor Riparota e da quanti altri incontrai quella mattina. Era a livello accademico. Ecco, ricorda le diverse tesi che avete prospettato? Sì, innanzitutto all'epoca ancora non si sapeva chi fosse Marta Russo e quindi non si sapeva se fosse potuto essere un delitto ad personam. E ovviamente poi quella del pazzo che spara a caso o dell'errore di persona, le più varie insomma. Ecco, ce le può in qualche modo descrivere rapportandola alle persone, cioè quello che aveva detto lei, Ferraro, Di Parota? Guardi, ricordo sicuramente di aver introdotto io quella del pazzo che spara a caso perché era quella che comunque mi faceva personalmente più paura, ma poi il resto non le saprei dire con precisione da chi nacque, perché comunque non appena nasceva veniva commentata tutti e tre. Lei ha detto nel precedente verbale abbiamo continuato a parlare sempre in merito all'omicidio.
In particolare Liparota sosteneva la tesi che chi aveva commesso l'omicidio era un professionista. Ricorda? Chi ha commesso l'omicidio? Era un professionista. Era un professionista. No, io non conosco le armi e Liparota mi disse che l'arma che aveva commesso questo delitto era un piccolo calibro e quindi colpire in un punto che sembrava particolarmente preciso questa persona presupponeva una particolare abilità da parte di chi aveva sparato, però era un... Colpire la persona in un punto perché si sapeva dove era stata colpita? No, comunque era stato letale, per questo. Perché, ricordando meglio, secondo Liparota era difficile uccidere con questo calibro di pistola, essendo, insomma, A meno che non venisse colpito in un punto vitale? Questo l'ha detto? non in quel punto preciso, ma comunque il fatto stesso che all'epoca insomma, ancora Marta non era morta, però che versasse in gravi condizioni lasciava presupporre un'abilità nel chi aveva colpito. Tutto Ma il 10 maggio, giornata in cui ci riferiamo, Liparota sapeva dove era stata colpita la ragazza? nulla di più preciso che al cranio, insomma, alla testa, insomma. Ah. Quindi ha parlato di qualcosa che aveva attinto la testa la ragazza? Guardi, lei ha detto questo, perché visto il piccolo calibro della pistola, l'unica traiettoria per uccidere era quella di colpire alla testa, altrimenti avrebbe soltanto ferito. Ricorda questa frase che lei ha Sì, riportato? ricordo perfettamente che lui mi disse che era molto più probabile ferire con quel tipo di arma. Stavamo facendo un discorso molto generico, mi E comprende? quindi è per questo che lui ha fatto riferimento a un professionista? O comunque una persona sì abile nello sparare, quantomeno. Non una persona a caso, insomma. Non uno che sparava per la Non prima io volta. che prendo una pistola e sparo, insomma. Senta, e quindi lui in qualche modo ripeté il concetto di un'arma di piccolo calibro? Il 10 maggio stiamo parlando. Ripeté sia il concetto del colpo sparato alla testa, sia il concetto dell'arma di piccolo calibro? Innanzitutto non potrei parlare con precisione di ripetizione perché furono frasi buttate lì, No, non io voglio fu un sapere se discorso quello- tecnico che si dilungò in qualche modo su questo. Voglio sapere se è vera questa cosa che lei ha riferito. In particolare Liparota sosteneva la tesi che chi aveva commesso l'omicidio era un professionista, perché visto il piccolo calibro della pistola, l'unica traiettoria per uccidere era quella di colpire alla testa, altrimenti avrebbe soltanto ferito. Ricorda questa frase? Ricordo questa frase, mi sento solo di specificare la parola professionista in questo contesto, nel senso di comunque persona abile a, non Abile a, sì. persona pagata per. Quindi comunque conferma sia il piccolo calibro, Sì, ma perché penso fosse, la discussione nasceva comunque da tutti i giornali che avevamo il lì. 10 maggio. Ecco. Stiamo parlando del 10 maggio? Per carità, sì. Sì, non è una conferma, non è... No, perché non ricordo che il 10 maggio uscì il calibro della pistola. Si ventilava sicuramente che non fosse una pistola. Comunque, insomma. Sarebbe interessante allora a questo punto acquisire qualche quotidiano del 10 maggio. Vabbè, Va bene? sarà cura È un della... invito che faccio alle parti. Va bene. A questo punto la difesa di Parota si farà parte diligente perché sappiamo per certo che per esempio la Repubblica il giorno 10 maggio parlava di piccolo calibro. Naturalmente non avevamo portato, ma ce lo forniremo. Senta, ricorda invece cosa disse, quali furono i commenti delle altre persone, in particolar modo del dottor Ferraro? E il dottor Ferraro parlò con me sufficientemente a lungo di tutte queste ipotesi che le ho già in precedenza esposto e poi la discussione comunque scemò dalle varie ipotesi in merito a chi poteva aver commesso il delitto e prese bene o male un'altra piega del come lo si era saputo, quando lo si era saputo e tutto quanto. Io mi ricordo di aver detto che ero a casa mia a studiare e anche lui disse che era a casa sua e che nel corso della mattinata aveva ricevuto una telefonata poi che non era lì per lì riuscito a capire perché gli sembrava molto fumosa e poi scherzando come è sempre stato solito fare sia con me ma penso con tutti Anche quel giorno scherzava? la discussione non fu seria per tutta la mattina
passato il primo momento di colpimento per quanto era capitato, eravamo d'uso scherzare. Insomma. Come commentò questa telefonata? La parte seria del commento atteneva al fatto che fosse una telefonata basata sul nulla, comunque priva di contenuti degni da giustificare una telefonata per l'appunto, e la parte invece scherzosa fu quella in cui, rivolto a Liparota, disse magari si voleva fare l'alibi, parole dette ecco, col sorriso sulle labbra. Le ripete queste parole bene guardando il microfono e facendocele sentire, queste ultime parole? Le parole testuali credo fossero magari si faceva l'alibi. Si faceva l'alibi? Si voleva fare un alibi. Ma chi telefonava? Sì. Però ecco, non mi sento di farle acquisire a una corte senza specificare che erano parole dette col sorriso sulle labbra di chi fa una battuta. Ma disse chi telefonava? Era una persona che io non conoscevo, si rivolse a Liparota e disse che era una persona di giù. Di giù che vuol dire? Il dottor Ferraro e il dottor Liparota sono calabresi, io ho dato per scontato che fosse, infatti nel verbale credo ci sia, calabrese a sua volta, ma potrei sbagliarmi, potrebbe essere semplicemente meridiana. Pubblico ministero ha finito? No, stiamo aspettando che finisse di verbalizzare. Una verbalizzazione nostra questa, la verbalizzazione ufficiale qui a destra e di dietro, con la trascrizione. Senta signorina, le ha fatto il nome Ferraro di questa persona? No. Però ha dato a intendere che lo conoscesse? Non io, mi è sembrato che comunque il fatto che questa parte specifica del discorso fosse rivolta più a Liparota che a me mi fece presumere che o si conoscessero, che fosse quindi una conoscenza comune o che quantomeno fosse il risultato di precedenti racconti. E come mai fece questa deduzione? Perché non specificò il nome e si rivolse direttamente a Liparota invece che rivolgersi a me. Se fosse stata una conoscenza comune o un comune sconosciuto penso che avrebbe svolto un discorso in maniera impersonale. Quindi lei ha detto, da come ha raccontato il fatto, sicuramente lo conosce. Il sicuramente lo conosce, lo specificherei al massimo, nel senso che comunque ci fossero stati dei racconti in merito a questa persona che quindi come identità o fisica o comunque di racconti non fosse una persona sconosciuta al dottor Liparota. Quindi praticamente veniva conosciuto da entrambi? Nel senso in cui mi sento di specificarglielo, sì. Va bene, io... Però è una mia impressione, non di più. Non li ho mai visti insomma insieme, non conoscendo queste persone. Disse anche un orario, Ferraro, in cui riceveva questa telefonata? Tarda mattinata, a distanza di un anno non potrei dirle più di tarda mattinata. Lei ha riferito, il dottor Ferraro mi ha detto che il giorno 9 maggio aveva ricevuto una telefonata a casa intorno alle ore 12 da parte di un suo conoscente calabrese. Conferma questa parte? Confermo perché sicuramente un anno fa me lo ricordavo con maggiore precisione. A oggi le posso dire tarda mattinata e ne sono sicura. Va bene, non ho altre domande, Presidente. La difesa è Scattone. Scusi, è possibile dare la parola a Ferraro per dichiarazioni spontanee? È possibile. Grazie. Giusto per dissipare qualche... Però aspetti, però stavo pensando a una cosa, siccome siamo adesso in sede di esame testimoniale, non vorrei che questa dichiarazione potesse essere considerata da altre persone come un elemento di condizionamento della testa. Finito l'esame testimoniale renderà la dichiarazione che vuole, va bene? Facciamo così. Sì, no, ma e io poi ho pensato che fosse opportuno, nell'interesse di tutti. La difesa Scattone può iniziare. La difesa Ferraro. Nessuna domanda? Posso? La parte civile. Gli altri avvocati. Allora, signorina Pepe, io vorrei sapere da lei, quando facevate queste ipotesi, si formulavano queste ipotesi, qualcuno avanzò l'ipotesi che a sparare potesse essere stata più di una persona? No, non mi pare di ricordarlo assolutamente, ma no.
Ha detto no, va bene, io so che vi deve dire super forte. Qualcuno di voi, lei Sì. parlò di questa ipotesi con il professor Romano? No, non ho rapporti così in confidenza con È il a professore. conoscenza del fatto se qualcuna delle persone che parlò con lei di ipotesi poi parlò a sua volta con il professor Romano di questa ipotesi? No, non ne sono a conoscenza. Parlò con i giornalisti di questa ipotesi? Quando ancora pensavo si potesse parlare con i giornalisti, sì, poi in seguito Non no. si può più parlare con i giornalisti? Meglio di no. Non è vietato però, È sconsigliato. Giornalisti, ascoltate. Quindi non è a conoscenza del fatto se qualcun altro parlò poi con il professor Romano. Ho capito. Basta. Senta signorina, dato che voglio completare Sì, del tutto il capitolato di prova, lei ha partecipato ad alcune scene? sì. Quale se le Una ricorda? cena del 22 maggio a Roma e una cena del 7 giugno, credo, fuori Roma, a Frascati. Ricorda qualcosa di rilevante, di utile ai fini del decidere? Si parlò, Mi potrebbe specificare il si concetto di parlò rilevanza? di Marta Russo? E in che termini? Si parlò più che altro del fatto, soprattutto insomma, in seguito, che le indagini sembrava si stessero comunque concentrando e indirizzando verso il nostro istituto e quindi si scherzava su questo. Io in prima persona posso dire di averne scherzato anche con gli imputati, specialmente il dottor Ferraro, ma proprio perché eravamo abituati a scherzare in amicizia, ma da nessuna di queste battute potrei trarre elementi idonei a indirizzarvi in alcun senso. Sì. Le dichiarazioni, sì, dottor Ferraro, se vuole fare. Mi scusi un attimo, un'ultimissima precisazione. Sì. Quando lei parlò con i giornalisti, qualcuno da parte dei giornalisti avanzò l'ipotesi che a sparare potessero essere state più persone? Non me lo ricordo specificatamente. È possibile di sì perché comunque davano le ipotesi davvero più varie, insomma, se io sono stata fantasiosa loro hanno fatto proprio voli pindarici. I giornalisti. Quindi Ok. è possibile ma non lo ricordo specificatamente. Deve rimanere la teste in relazione alle dichiarazioni? Vabbè, comunque, renda queste dichiarazioni spontanee. No, io volevo dire appunto che Può l'episodio... rimanere seduto. Grazie. L'episodio oggi raccontato dalla teste è vero, mi riferisco all'episodio della telefonata. Io effettivamente il giorno 9 maggio, credo intorno a mezzogiorno, ricevetti una telefonata abbastanza strana da una persona che conoscevo, che credo Liparota non conosca, si chiama Condegni Domenico. E il giorno seguente, appunto, dopo aver commentato i tragici fatti del ferimento di Marta Russo, quando un po' la tensione era un po' calata, tensione a livello di conversazione, tra le righe dissi addirittura io ieri intorno a mezzogiorno ho ricevuto una telefonata da parte di un ragazzo calabrese, una telefonata un po' particolare, va a finire che questo stava cercando di costituirsi un alibi. Ecco, questo era l'episodio che volevo appunto... Noi non possiamo fare domande in questo momento perché sono sue dichiarazioni spontanee, ma non sarebbe stato male se lei avesse riferito anche il contenuto di questa telefonata. Sì, effettivamente non è un contenuto chiaro. Esordì, era uno studente, dicendo dottore lei sarà in facoltà nei prossimi giorni, e io ho detto sì, cosa le serve? No, nulla in particolare, ma ha chiuso il telefono praticamente in faccia. Ecco, questa è la telefonata. Va bene, allora possiamo mandare via la testa. Appunto, e penso anche per riportare una circostanza che secondo me invece non è corretta, non credo che Liparota conosca questa persona. Bene. Io ho reso le mie impressioni, ecco, magari semplicemente in merito al fatto che sto ipotizzando, verificati episodi in precedenza che magari il dottor Ferraro aveva semplicemente raccontato e che quindi non fosse persona nuova, però non posso portare elementi di fatto né a suffragare che si conoscessero né tantomeno a suffragare che non si conoscessero, è una pura impressione. È stata chiarissima, sì. Grazie, può andare. Buongiorno. Non c'è bisogno di... Tu apparecchio.
considerato un elemento di prova, invece non sanno che è cosa nostra, cosa nostra. O meglio, loro fanno così, capisco la stessa cosa. Chiedo che il verbale utilizzato per le contestazioni venga acquisito, Presidente. Ci sono dei punti in contestazione? Sì, Mi sembra che abbia ammesso tutti i punti che lei aveva preso in considerazione come divergenti dalle dichiarazioni. Come Cioè, vuoi. mi sembra che, tra l'altro poi ha letto quelle parti in Sì, contestazione, appunto, le parti in cui ho nella letto. testa poi mi sembra che abbia riconosciuto che effettivamente aveva detto Vabbè. così. Non appesantiamo il fascicolo quando è inutile, l'appesantimento. Allora, Esposito Francesco, Presidente. Esposito Francesco. Ma questo si è presentato? Sei. Signor Esposito, lei è chiamato per rendere testimonianza, deve dire la verità. In caso di falsa testimonianza sono previste delle sanzioni di legge. Certo. Legga la dichiarazione di impegno. Non si preoccupi, questo è un avvertimento che io faccio a tutti i testimoni, perché è previsto dalla legge. Qualche volta me lo dimentico, questa volta no. No, mi hanno spiegato l'esame. Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì. Come si chiama lei? Allora, Esposito Francesco. È nato? Sono nato a Praia a Mare, provincia di Cosenza, il 17 gennaio del 75. Residente a Roma. Ed è studente? No, risiedo a Scalea, A Scalea. provincia di Cosenza, e di fatto abito a Roma per ragioni di studio. Sì. In via Lei Piano- studia? Giurisprudenza. Anno di Sono corso? iscritto al primo anno fuori corso. Sì. Mi scusi Presidente, volevo chiedere una cosa. L'ho già fatto presente all'ufficiale giudiziario, siccome sono allergico ai giornalisti e telecamere. Allergico proprio? Sì, preferirei non essere Sì, ripreso in certamente. alcun modo, È né un- da è un suo telecamere di- è un né suo- da... È un suo diritto. La ringrazio. Se per caso facesse delle fotografie potrebbe agire per risarcimento danni. Va bene? Una volta che l'hanno fatta però... Quindi vedrà che nessuno le farà fotografie. La popolarità Va bene? alle stelle oggi. Pubblico ministero. Ho l'impressione appunto che non siano tanto ben visti i giornalisti e i fotografi. Una leggera impressione. Chiedo scusa, una mia curiosità preliminare. Lei quando il Presidente l'ha avvisata che di dire la verità e gli ha spiegato il significato dell'avviso, lei ha detto sì, me l'hanno già spiegato. No, è che nel mese di febbraio 97 ho sostenuto l'esame di procedura penale e mi hanno chiesto l'articolo 479, non me lo scordo più. Ok. Com'è andata per curiosità? È andata bene. Beh, meno male. no? Grazie. Senta, lei è stato interrogato dalla Digos. Sì. Però scusi però, forse tanto bene non doveva essere andato, perché il 479 tratta le questioni civili e amministrative. Sì, Vabbè. Chiudiamo la parentesi. Meno male che... L'ha già fatto. Meno male come è andata, Presidente. L'ha già fatto, va bene. In uno di questi interrogatori, lei si è mai presentato spontaneamente? Mi sono presentato spontaneamente al secondo. La prima volta fui... È stato chiamato dalla Digos? Sì, la prima volta parlai con un funzionario di polizia all'interno dell'istituto, dopodiché mi raggiunsero telefonicamente e fui interrogato dal procuratore Ormannico. C'è stata una volta, appunto, lei ha riferito adesso che si è presentato lei spontaneamente. Sì, certo, la seconda volta mi sono presentato spontaneamente. Ecco, come mai si è presentato spontaneamente? Aveva qualcosa da dire di particolare importanza? È stato spinto da qualcosa? Sì, mi sono ricordato una frase che mi era stata rivolta e ho... Hai ritenuto fosse importante? Sì, devo dire la verità, ne ho parlato discutendone informalmente, senza alcun impegno, parlando del più e del meno con un cronista che evidentemente dal suo punto di vista ha ritenuto opportuno che questa fosse una dichiarazione importante dal punto di vista giornalistico e mi ha detto guarda sta cosa io la scrivo e ho detto allora bene io la vado prima a rendere nota agli inquirenti per... Ho capito. E ricorda la circostanza che
che ha riferito poi agli inquirenti in questa presentazione spontanea? Sì, riferì cosa mi accadde mentre aspettavo di essere sentito nella prima dichiarazione. Ero in una saletta della questura e praticamente ero insieme ad altre persone. Ecco, ci può dire i nomi di queste persone? I nomi? Si ricorda? Sì, i nomi erano, c'era il dottor Ferraro, c'era Liparota, c'erano i borsisti, c'era la signora Aurilli, c'erano diverse persone. C'era anche la dottoressa Vitabile? Sì, c'era anche la dottoressa Vitabile. C'era anche Fioravanti? Sì, Fioravanti, Stefano Laporta. C'era anche Laporta. Una borsista che si chiama Benedetta, insomma. Ho capito. E tutti quanti erano vicini, queste persone? Sì, eravamo in una stanza non molto larga, insomma, eravamo tutti un po' costretti. Un po' costretti. E chiunque di queste persone parlava, visto l'ambito ristretto, poteva essere ascoltato e sentito da tutti gli altri? Io questo non posso dirlo con certezza perché ognuno parlava per fatti suoi, insomma, però le parole che mi sono state rivolte io le ho sentite. E che cosa è stata rivolta e da chi? Ricorda? E io ricordo, sì, il dottor Ferraro mi disse ricordatevi quella mattina come io non ricordatevi? c'ero. Sì, ricordo quella mattina io non c'ero, dovessero chiederlo, appunto. No, dovrebbe essere più chiaro. Sì, esattamente quello che è scritto sul verbale. Se dovessero chiedervelo, ricordatevi che io non c'ero. Ricordatevi? Quindi se dovessero chiedervelo io non c'ero. Sì, quindi mi pare sia al plurale questa affermazione. Sì, poi come ho avuto occasione di dire agli stessi poliziotti, il dottor Ferraro in quel momento era seduto vicino a me, quindi dicendo questa frase si è girato verso di me, questo lo ricordo bene. Senta, ha avuto modo di notare anche Liparota? Come dice? Ha avuto modo di notare Liparota, il dottor Liparota? Sì, il dottor Liparota lo incontrai quella mattina in questura e insomma... E scherzava anche lui come gli altri? No. Era quindi diverso dagli altri? No, il dottor Liparota progressivamente impallidì, diciamo. Ho capito. Questo sarà stato lo stress dell'attesa. Anche gli altri erano impalliditi? No, io almeno no. Grazie. Finito? Difesa Ferraro. Una sola domanda, Presidente, preannunziando anche la richiesta di dichiarazioni spontanee sul punto da differire all'esito. La domanda qual è? La domanda è questa, se può chiarire l'atteggiamento che manteneva il Ferraro nel corso di queste battute. Che atteggiamento? È in grado di... Sì, non ho nessuna difficoltà, non c'è stato alcun atteggiamento nei miei confronti di pressione da parte del dottor Ferraro, che anzi con me è stato cordialissimo, rideva e scherzava. Io se volessi citare tutte le battute e le risate che mi sono fatte avrei difficoltà. Ci sono parte civile, vuole fare domande? Nessuno ha domanda? Dica. Avvocato Petrelli, difesa Scattone. No. Mi potrebbe gentilmente indicare su questa planimetria qual è la collocazione della biblioteca? Guardi, sala lettura, biblioteca. È quella collocata esattamente accanto a quella stanza che reca la scritta sala assistenti? Stanza 6, assistenti, sì. Prima c'è l'aula di lettura, dopodiché c'è un armadio con dei libri e dopodiché c'è la stanza 6. Ecco, mi può descrivere com'è la disposizione all'interno di questa stanza dei mobili, delle sedie?
L'aula di lettura mi dice? Sì. L'aula di lettura è, dunque, vi sono 2 tavoli, c'è la disponibilità credo di una trentina di posti, questi 2 tavoli, uno a sinistra e uno a destra, c'è un corridoio al centro, una piccola scrivania sul lato, poi vi sono tutte le pareti sono occupate da libri e appena si entra davanti si notano le 2 finestre. Avvocato, però ci dovrebbe spiegare Arrivo. a che scopo Arrivo. queste domande, Lei quel anche giorno- perché mi sembra che decampino dal capitolato di prova. Ci stiamo arrivando. Vabbè. Lei quel giorno si trovava all'interno della stanza in questione, il 9 maggio? Sì, io vado a studiare in facoltà. Tutte le persone che ho conosciuto qui a Roma le ho conosciute andando lì. Ricorda a che ora si è recato in facoltà quella mattina? In facoltà quella mattina credo di essermi recato, non sono in grado di dirlo con precisione, credo di essermi recato intorno alle 10:30. Questo orario coincide col suo ingresso nella biblioteca o con l'arrivo nell'istituto? No, le faccio questa domanda perché lei ha parlato nei suoi precedenti interrogatori del 21 maggio e del 15 maggio delle 10:45, 11:15. Conferma questi orari? È in grado di dire cose diverse? Sì, mi dispiace non essere in grado di essere preciso perché lei si rende conto che la deposizione è stata resa un anno fa. Sì, no. Non è che io Ma voglio vado in dire- giro guardando sempre l'orologio, mi scusi. Ecco, ma questi 2 orari diversi che sono indicati nei 2 verbali... Molto lei- probabilmente, come ha detto lei, molto probabilmente alle 10:30 si riferisce all'entrata nella città universitaria. Va bene. Ci può dire che cosa andò a fare nella biblioteca quel giorno? Sì, allora praticamente è una sala di lettura dove hanno di diritto il posto coloro che fanno la tesi in filosofia del diritto, se rimangono posti anche coloro che studiano altre materie possono sedersi e studiare per i fatti loro. Io in quel periodo studiavo diritto processuale civile, che è un esame che poi ho sostenuto il 23 di giugno. Senta, quando lei arrivò e nel periodo in cui si è trattenuto all'interno di quella stanza, le chiederò poi fino a che ora si è trattenuto, c'erano altri studenti? Sì, era praticamente piena. Arrivarono altre persone mentre lei era seduto a leggere? Capita sempre, capita molto spesso perché non è Ecco, facilissimo trovare un posto per studiare. Complessivamente ricorda quante persone ci saranno state quel giorno, grosso modo? Guardi, la biblioteca è 30 posti, credo che fosse piena. Senta, ricorda se quel giorno c'era il sole, se era una giornata calda? Sì, si stava bene, c'era il sole. Ricorda se le finestre della stanza erano aperte o chiuse? Ha detto che ne sono 2, vero, di finestre? Sì, Una- certo. Non sono in grado di dirglielo, guardi. Penso che Lei rispetto a quei 2 tavoli che prima ha descritto, Sì. Ricorda dove era collocato all'interno della stanza? Sul tavolo di destra o di sinistra? io stavo sul Entrando- tavolo collocato alla sinistra dell'aula di lettura. Entrando a sinistra. Entrando a sinistra, sì. Era vicino alla finestra o vicino alla porta? Ero nella parte mediana del tavolo, quindi in posizione equidistante tra la porta e la finestra. Al centro. Senta, lei nel corso, ecco no, la domanda che le volevo fare prima, ricorda a che ora si è allontanato definitivamente dalla stanza? Definitivamente, no, guardi, definitivamente abbiamo notato, io personalmente ho notato delle persone che si avvicinavano alla finestra e praticamente abbiamo ascoltato, come ho riferito al pubblico ministero, l'ambulanza che arrivava, siamo scesi giù pensando ad un malore o di qualcuno, ad un investimento, e ho visto in lontananza l'ambulanza. Quindi lei ha udito il rumore della sirena arrivare? Certo, abbiamo poi visto in lontananza l'ambulanza che se ne andava e avevamo pensato appunto che
che ne so, un investimento, poi c'era qualcuno già lì giù che diceva che era prima stato... di sentire il rumore della Scusi, lo faccia finire. C'era qualcuno che diceva? che diceva che era stato esploso un colpo di pistola. prima di sentire il rumore della sirena dell'autoambulanza, ricorda di aver sentito qualche rumore particolare che aveva attratto l'attenzione sua o di altri studenti? No, questo l'ho già riferito alla polizia, non ho sentito niente di particolare. Lei ricorda comunque i nomi di qualcuno degli studenti presenti all'interno di quella stanza? Sì, alcuni erano amici. Se li può riferire? Nomi e cognomi o solo i nomi? Il nome e cognome possibile. Allora io ero con il mio amico Beniamino Iorio, Claudio Oriolo, Rossana, il cognome non lo ricordo, e c'erano anche altre persone, insomma, adesso. Però i nomi ricorda solo questi di nomi? I nomi sì, questi sono le persone che praticamente... Lei all'epoca fece soltanto i nomi di Beniamino Iorio e di Claudio Oriolo. Sì, sì, perché le chiedo troppo di sforzarsi e di cercare di ricordare la presenza di qualche altra persona? Guardi, io più o meno di vista li conosco tutti. Ma non è in grado di indicarci nomi e cognomi? Sì, frequentando da diverso tempo quel posto, io di vista mi ricordo questi due perché uno, il miglior amico mio, sta sempre assieme a me, e il secondo è sceso anche lui a vedere che cosa era successo, insomma. Le persone che occupavano quella stanza, lei prima mi pare abbia detto i posti a sedere sono circa una trentina in quella stanza. Sono 30. Ricorda se erano tutti occupati, quanti ne erano rimasti liberi? Guardi, credo di aver già risposto in precedenza a questa domanda, erano quasi tutti occupati. Io non ho altre domande, grazie. Chiedo scusa. Voleva fare una domanda lei, no? Presidente no, perché era l'argomento che ha trattato il collega, per cui è inutile ripetere. Allora, diamo adesso la parola alla parte civile. Nessuna domanda. Gli altri difensori? Pubblico ministero, alla fine. Pubblico ministero vuole fare domande? Sì, sono altre domande. Quando ha sentito l'ambulanza, c'erano già persone affacciate alla finestra? Eravate affacciate alla finestra? C'erano un paio di persone che già si erano affacciate alla finestra, evidentemente avevano visto qualcosa. Quindi quando lei ha sentito l'ambulanza la finestra era sicuramente aperta, perché si erano affacciate? Sì, l'avranno aperta. Ho capito. Un attimo. Lei ha detto adesso, Sì. avranno aperto le finestre. Sì. Da questo devo dedurre che in precedenza queste finestre fossero chiuse? Sì. Guardi, come già dottor Ormanni, come già ripetuto all'avvocato, non posso ricordarmi se solitamente quando fa caldo si apre, insomma, la finestra, poi quella è un'aula abbastanza calda. Quindi, io dico, a prescindere da quello che può essere una sua deduzione, una sua ipotesi. Sì, in precedenza. Siccome lei ha detto adesso le hanno aperte. Sì, in precedenza io ritengo, non posso dirlo con certezza, posso dire che io ritengo che in precedenza quella finestra fosse chiusa. Fossero chiuse. Non so quanto possa valere, io No, ritengo. vabbè, non si preoccupi. Volevo soltanto sapere una cosa relativamente ai verbali delle sue deposizioni fatte alla Polizia di Stato. Lei la prima volta ha detto, questo succedeva il 15 del mese di maggio del 97 naturalmente, allora dicevo, una prima volta lei ha detto la mattina del giorno 9 come di consueto verso le ore 11:15 mi sono recato nella biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza e Istituto di Filosofia del Diritto per consultare dei manuali e studiare insieme ad altri frequentatori. Esattamente. Quindi la contestazione riguarda l'ora esatta? Esatto, Presidente. Allora, una prima volta in questo primo verbale, ripeto, è quello del 15 maggio, il più vicino come data a quella data del 9 naturalmente, no? Lei dice che si è portato in questa biblioteca verso le ore 11:15. In un verbale successivo, cioè quello del 21 di maggio,
Lei dice il 9 maggio verso le ore 10:45 sono arrivato presso la biblioteca del Vecchio, dove quasi tutti i giorni studio, la biblioteca era piena di studenti e c'erano anche Beniamino Iorio, Claudio Oriolo, eccetera. Sì. Allora, come vede, dal giorno 15 al giorno 21 abbiamo uno spostamento di mezz'ora, diciamo, non dell'orario, perché lei la prima volta, la data più vicina a quella del 9 maggio, dice 11:15, e poi invece nel verbale successivo, come le ho ricordato adesso, in sede appunto di contestazione, la data lei la sposta, l'orario, mi scusi, lei lo sposta dalle 11:15 precedenti invece alle 10:45, cioè all'indietro. Facciamo la contestazione. È questa, infatti. Volevo sapere se lei, chiaramente oggi non è che può ricordare una cosa del genere, se già a 7 giorni di differenza dal fatto dava 2 orari diversi. Secondo lei, facendo mente locale all'epoca, secondo lei era più precisa l'ora che lei dà nel primo suo verbale, cioè quello del 15 maggio, e cioè l'ora delle 11:15, o quella successiva nel verbale del 21 maggio, cioè le 10:45? Sì, io mi dispiace non essere stato preciso negli orari. Non è obbligatorio. Il problema, sa qual è? Che in quel periodo nemmeno le azioni seguivo, quindi non ho un orario preciso. Credo che posso ritenere più preciso l'orario delle 10:45 e anche, diciamo, avvalorandolo con la dichiarazione poc'anzi fatta, che credo di essere arrivato alla città universitaria, nella città universitaria intorno alle 10:30, poi Ma capita sempre che si ferma qualcuno che... Arriviamo al punto del problema. Questa dichiarazione poc'anzi fatta crede di essere arrivato alla città universitaria alle ore 10:30. Alle 10:30. Alle 10:30. Risulta da che cosa? Da una domanda che le ha fatto l'avvocato difensore. Sì, certo. Che non prendeva da nessuna parte questo orario. È un orario che è stato detto questa mattina per la prima volta dall'avvocato difensore, che naturalmente non ha letto da nessuna parte. Certo. Allora, prescindiamo da quello che le ha detto l'avvocato difensore, da un orario che non è assolutamente né nei suoi verbali precedenti, né in quello che lei aveva dichiarato prima di essere sentito dall'avvocato difensore. Torniamo invece a quella che è la verità dei fatti. Certo. Allora, finalmente. Lei ha detto... Il problema è quello dell'orario. Il problema dell'orario. Il test ha indicato che non può essere preciso al minuto. Sì, il test ha anche detto, Presidente. Mi scusi Presidente, il test ha anche detto che l'orario presumibile è quello delle 10:30, così come ha disposto l'avvocato difensore. Non mi sembra che abbia tanta rilevanza il fatto che sia arrivato all'università 5 minuti prima e 5 minuti dopo. Se mi dà la possibilità di proseguire nel mio esame testimoniale, come la dà a tutti quanti gli altri, può essere pure che riesco a dimostrare la utilità di questa domanda. La ringrazio, Presidente. Allora, la pregherei, dottor Ormanni, di non svilire e svalutare le risposte. Io non sto svalutando niente, io sto soltanto... Avvocato, qui intervengo io. Semmai è la Corte che può svalutare o valutare ma nelle sue parole, Presidente, non le parole. Si lamenta che sia stata data una risposta semplicemente... Io non mi sto lamentando affatto, non è mio uso lamentarmi, avvocato Petrelli, non mi sono mai lamentato in vita mia. Allora... Mi dispiace di aver causato sto casino. Allora, signor Esposito. No, non si preoccupi, queste cose di tutti i giorni, queste diciamo così sceneggiate avvengono spesso in tribunale, non si preoccupi. Allora, signor Esposito, torniamo un momento a questa questione dell'orario. Lei, giusto per ricapitolare e per dare un senso a questa faccenda, lei abbiamo detto che il giorno 15 di maggio del 97, la data più vicina al 9 in cui lei fu interrogato, perché poi fu interrogato un'altra volta e poi ci furono quelle sue dichiarazioni spontanee successive. Dunque, il giorno 15 maggio, nel momento in cui immagino io i suoi ricordi potessero essere più freschi, ma era solo una mia idea, dice alla Polizia di Stato che è arrivato, ripeto, alla biblioteca alle ore 11:15. Sì. Dice successivamente invece di esserci arrivato alle 10:45. Secondo lei, quale di questi due orari è il secondo, quello più attendibile? 10:45, d'accordo. Allora,
Quando lei arriva in biblioteca, e arriviamo, signori della Corte, al motivo della mia domanda e del mio excursus di orologiaio svizzero, quando lei arriva all'Istituto di Filosofia del Diritto, immagino per studiare, Sì, aveva con sé i suoi propri libri di testo? sì, certo. Quindi è andato direttamente nella sala di lettura? Sì, sono andato, sì, lo faccio praticamente tutti i giorni. Quindi non è passato prima dalla sala cataloghi? No, non sono passato. Le spiego il perché di questa domanda, perché la sua dichiarazione si fosse potuto recare prima in sala cataloghi, e questa è la ragione di questa nel caso uno domanda. vuole consultare dei testi è ovviamente necessario, indispensabile andare in sala cataloghi. Ma non era il caso suo perché ce l'aveva? Non era il mio caso, quindi se passo dalla sala cataloghi qualche volta basta salutare se c'è qualche amico lì. In quell'occasione ricorda se passò dalla sala cataloghi? In quell'occasione non credo, non sono passato. Se lei se lo ricorda, gli amici che lei normalmente va a salutare in sala cataloghi, chi sono? Ma più che altro sono persone che se fanno pausa durante lo studio si fermano lì davanti, capisci? Oppure vado, magari è capitato di fare amicizia con i borsisti e le vado a salutare. Per esempio? Per esempio Stefano. Stefano sarebbe la Porta. Esattamente. L'altra collega? Anche la ragazza che è stata in precedenza interrogata, la conosco, l'ho Ilaria conosciuta Pepe. proprio per il fatto che che fa la borsista. Adesso c'è anche un mio amico che è diventato borsista, Beniamino Iori, quindi. Va bene, la ringrazio. Presidente, non ho altre domande, grazie per la sua cortesia. Dottor Ferraro voleva fare le dichiarazioni spontanee? Ma non so se volevo fare un'ultima domanda, Presidente. In relazione alle domande del pubblico siccome ministero. abbiamo parlato della stanza del responsabile della biblioteca, sempre su quella piantina, ci può mostrare qual è la stanza che lei definisce attigua? Allora deve mostrare la stanza. Quale stanza? La stanza del responsabile della biblioteca, presso la quale lo studente non munito di un libro da consultare deve recarsi per avere il testo. Sì, allora, questa qui, guarda. Siccome lei nel verbale la definisce... Cosa c'è scritto? Sala cataloghi. E quindi è quella di fronte più che attigua. Esatto. Sì, praticamente si entra nell'istituto, c'è questa stanza che lei mi ha appena riferito sulla sinistra, dopodiché c'è lo studio del professor De Sanctis poco più avanti, poi di fronte a questa porta c'è, come le ho detto prima, l'aula di lettura, armadio, stanza 6. Perfetto, grazie. Quindi è quella stanza dove c'è scritto in questa piantina sala cataloga di Parota, la Porta. Sì, perché quelli che distribuiscono, è quella, no? È quella. Sì, quelli che distribuiscono i libri stanno lì. Abbiamo capito. Possiamo mandare via il test? Dottor Ferraro, voleva fare una dichiarazione lei? Brevemente. Aspetta, prima di fare la dichiarazione, dato che nel capitolato c'è un argomento che non è stato trattato, mi sembra. Lei conosce Ferraro? Sì, lo conosco. L'ho visto quella mattina? No. Ecco, allora dica lei. Appunto, io volevo dire che conosco Francesco Esposito, e anche come persona abbastanza simpatica. Io ho avuto modo di conoscerlo durante un esame, non lo interroga io, ricordo, posso raccontarla questa circostanza? No, ci dica le cose importanti. No, volevo dire appunto, riguardo a quella dichiarazione che io feci in occasione di quell'attesa degli interrogatori, la dichiarazione è vera, la circostanza è vera. E chiaramente sia dai verbali che dalla testimonianza resa da Esposito non emerge il contesto in cui fu fatta questa dichiarazione, che era un contesto sereno, anche diciamo un po' in ansia per quanto riguarda la durata dell'attesa, e io cercavo di rallegrare questa atmosfera con delle battute. Non ricordo se però fu fatta questa dichiarazione nella stanza dove attendevamo o fuori allo spaccio
quando andammo 5-6 persone a acquistare delle pizze. Questa è una precisazione perché... Dottore, io mi ricordo nella stanza. Ah, va bene. Sì, mi ricordo, sì, eravamo una dozzina di persone, c'era a 1,5 metri un agente di polizia e la televisione faceva d'Italia. No, era un dubbio mio, è così. Più sereno di così. Può andare, No, grazie. Presidente, avrei una domanda a questo punto, all'esito delle dichiarazioni spontanee dell'imputato Ferrara. Senta, qualcun altro di voi faceva delle battute, oltre al dottor Ferrara? Guardi, si parlava, si scherzava, insomma. Tutti quanti scherzavate, insomma. Posso concordare con quanto ha detto il dottor Ferrara e con quanto... No, lei deve rispondere, cioè, non è che deve... Sì, no. Tutti gli altri facevano, tutti quanti scherzavate così? Non è che eravamo tutti dei salti in banco, dottor La Speranza, però... Io non ho detto questo, risponda alle domande. Sì, no. Ho detto, tutti quanti stavate scherzando così? Si rideva. Si rideva e si scherzava. Tutti quanti facevate battute su quello che sarebbe successo, sul movente, su cose del genere? No, assolutamente, sul movente no. Sul movente no, si scherzava di altre cose. Sugli alibi? No, guarda. Quindi su cosa si scherzava? Qual è l'argomento dello scherzo? Visto che lei ricorda che era una giornata festosa, perché andando alla Digos penso sia una delle migliori feste che esistono. No, non ho detto affatto questo, che c'era un'atmosfera assolutamente serena, si parlava del più e del meno, non si è parlato di alibi o cose del genere, non si è parlato di movente, almeno non si è parlato nulla. E di cosa, qual era lo scherzo, il motivo dello scherzo allora? L'argomento dello scherzo, a cui mi pare che Liparota non partecipasse? No, Liparota non partecipava. questo lo ricordo bene, non partecipava, anzi era preoccupato. la circostanza è che Liparota diceva a me stai calmo, ero calmissimo. Va bene, grazie. Quando viene? Possiamo mandare via il test? Non c'ho fretta. Se vuole posso rimanere, non ho fretta io, Presidente. Se vuole rimanere si accomodi pure. Così Come teste, impara la procedura penale. però non si sa mai. O la disimpara. Presidente, chiedo la parola. Avvocato Flammini di parte civile. Mi sia consentito, Presidente, di riprendere un discorso che ho già fatto. Noi stiamo giudicando alcuni imputati di un grave reato e stiamo giudicando anche per cercare chi è che ha privato della vita una giovane. Come parte civile io ritengo che in assoluto il processo sia una cosa seria. In particolare questo, gradirei che fosse espulsa dal processo ogni mondanità e ogni battuta che può sembrare fuori posto e fuori luogo. Le sarò grato se la Corte, che so che lei presiede in maniera più che autorevole, vorrà accogliere questo invito. Grazie. Ci sono osservazioni? Nessuna osservazione. Allora l'altro testimone. Braccicadia, Presidente. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Signorina, lei è chiamata a rendere testimonianza e deve riferire il vero. Ci sono altrimenti delle sanzioni. Come si chiama? Io mi chiamo Katia Bracci. È nato? Sono nata a Roma il 22 aprile 1973. Studentessa? Laureata a marzo. In filosofia. Pubblico ministero può fare domande. Sì, grazie Presidente. Stiamo parlando dell'anno 97, del maggio 97.
Lei allora era una studentessa di filosofia? Sì. Ecco, può dire se prestava la sua opera presso qualche biblioteca, qualcosa di particolare? Sì, a partire dal gennaio 97 prestavo collaborazione presso la biblioteca del Dipartimento di Filosofia come borsista. Dal gennaio fino alla fine di settembre. Quindi maggio compreso? Maggio compreso. E ricorda di aver visto, aver avuto modo di parlare con Giovanni Scattone? Premetto, io non ho mai riconosciuto l'imputato, io ho detto semplicemente di aver avuto un incontro, e sono sicura che fosse stato giovedì, con una persona che si è presentato come Giovanni e ha detto che era assistente a giurisprudenza. Se lo riconosce oggi in aula? Il discorso è questo, io so chi è Giovanni Scattone tramite la televisione e la pubblicità. L'ha visto quindi altre 1000 volte? Sì, ha avuto però mai modo non mi riesco a ricordare il volto, già l'avevo detto anche quando quindi mi lei era non è stato sicura chiesto. se quella persona con cui ha parlato? No, non sono sicura per il semplice motivo che durante il nostro dialogo non l'ho guardato molto in faccia perché è stata una situazione un po' imbarazzante. Senta, comunque ci può confermare la data di questo incontro con questa persona che si chiamava Giovanni? Era l'8 maggio ed era giovedì precisamente, questa è una cosa di cui posso essere certa, perché a partire dal 1° maggio erano cambiati gli orari della biblioteca, in quanto mentre precedentemente la biblioteca dal lunedì al venerdì era aperta da tutto il giorno, orario continuato, a partire dal 1° maggio a causa di mancanza di personale la direttrice aveva fatto chiudere il giovedì pomeriggio. Infatti il colloquio che io ho avuto con questo ragazzo era semplicemente ed era fuori dalla biblioteca, premetto, era precisamente dietro al baretto di Villa Mirafiori. Lui voleva entrare per consultare o prendere dei libri, però ormai era finito l'orario perché era tra l'1 e l'1:30, quindi tra le 13 e le 13:30, quindi io gli ho detto che non era possibile perché il giovedì ormai la biblioteca di pomeriggio non era più aperta e che se avesse voluto il giorno dopo sarebbe potuto ritornare. Senta, lei ha parlato di una sua amica che era con lei? Sì. Questa sua amica ha parlato con questo signor Giovanni? Veramente questo ragazzo si rivolgeva esclusivamente a me, per questo ho detto che non l'ho guardato in faccia. Io e la mia amica ci trovavamo sedute a un tavolino del bar e mentre parlavo con lei ho avuto la sensazione che qualcuno mi fissasse, infatti mi sono girata e vicino alla porta che dal bar dà sul retro c'era questo ragazzo che mi fissava. Ecco, lei dice io non ho avuto modo di guardarlo bene in faccia, cioè ci ha parlato... il modo ce l'ho avuto, è che non volevo guardarlo in faccia, questo è diverso. Non voleva? Mi infastidiva lo sguardo di questa persona. E non ricorda il colore degli occhi? No, perché lo ricordo se l'avessi guardato bene negli occhi. La sua amica ha avuto modo di guardarlo in faccia? Forse sì, non lo so. Ecco, successivamente avete commentato questo episodio con la mia amica? Sì. Specifico inizialmente no, anche perché non abbiamo dato molto peso a questa cosa. Volevo sapere se per caso la sua amica avesse riconosciuto nelle fotografie. No, quando abbiamo parlato neanche lei si ricordava della persona. Gli è venuto in mente una volta che io gli ho spiegato su che cosa mi aveva interrogato la situazione, però neanche lei si ricordava assolutamente il volto dell'uomo. Le ha detto questo Giovanni che cosa svolgesse lui, che attività svolgesse? No, mi ha detto semplicemente che era assistente a giurisprudenza. Lì per lì ho avuto la sensazione che magari dicendomi questo le porte della biblioteca si aprissero per lui, ma era inutile insomma perché non ero io. Io non ho altre domande, Presidente, grazie. Difesa Ferraro, nessuna domanda? Difesa Scattone? Signorina, ci può dare una descrizione più precisa della persona che vide quel giorno? Allora, precisamente, per quanto riguarda l'altezza, da premettere che io ero seduta, quindi magari potrebbe essere questo a farmi sbagliare anche. Comunque diciamo che è un ragazzo medio su 1,75-1,80. Mi ricordo che aveva i capelli neri, però non mi ricordo effettivamente il volto di questa persona, su questo devo essere... Lei all'epoca è in grado di dire la lunghezza dei capelli? Corti. Cosa intende dire per corti? Come l'avete la maggior parte di voi magari qui dentro, cioè diciamo fin sotto le orecchie, diciamo un taglio come magari lo porta anche lei.
Quindi 1,75 m, 1,80 m la valutazione che sì, lei... sempre dicendo appunto che io stavo seduta e quindi poteva La sua amica essere... anche era seduta o era in piedi? Eravamo entrambi sedute. Grazie. Ci sono delle domande? Una domanda da parte civile, avvocato Petrucci. Volevo sapere se poi aveva più rivisto questa persona dopo quella volta, se poi è tornato in biblioteca. No, non lo so sinceramente, perché il discorso è questo, che quella mattina mi aveva colpito la situazione in cui ci siamo trovati proprio perché questo ragazzo mi continuava a fissare ed anche mentre parlava con me non mi guardava come una persona normale guarda negli occhi un'altra persona, era come se stesse pensando ad altro, però mi fissava, per questo mi dava fastidio la sua presenza. Tant'è vero che io e la mia amica abbiamo cercato di riprendere il nostro discorso, lui rimaneva lì fisso e la mia amica a un certo punto si è rivolta a lui dicendo scusa, noi stiamo parlando di fatti nostri, se ti puoi allontanare. Quindi magari lì per lì la situazione ce l'ho molto chiara, però la persona no. Mi ricordo che la mattina dopo sono andata in biblioteca, l'idea ci sta di questa persona, però sicuramente non sarei mai riuscita a riconoscerla, perché non mi ricordavo assolutamente di lui. Perlomeno adesso dico questo, poi se quella mattina l'avessi visto, se un'altra volta l'avessi visto, magari dal nome. Abbiamo capito. Grazie. Prego. E questo giovane chiese di vedere qualche libro? Lui ha detto che voleva andare in biblioteca per consultare o prendere dei libri. Questo Quali libri? Non me l'ha detto. Può andare. Grazie. Presidente, c'è una dichiarazione spontanea dell'imputato Scattone. Sì, lei può andare intanto. Grazie. No, volevo precisare che il giorno 8 maggio mi trovavo a Napoli all'Istituto Suor Orsola Benincasa e che non credo di essere io questa persona, anche perché io Villa Mirafiori, cioè quella biblioteca lì, la frequento fin da quando facevo lo studente, cioè dal 1986, quindi conoscevo gli orari, Mi pare fra l'altro questa ragazza di averla vista proprio fra i borsisti della biblioteca, però comunque non può essere stato questo incontro il giorno 8 maggio perché io mi trovavo appunto a Napoli. Bene. Un altro teste. Pollo Simone Flaviano. Signor Pollo, lei è chiamato a rendere testimonianza, deve dire la verità, in caso di falsa testimonianza sono previste delle sanzioni. Legga la dichiarazione di impegno e poi ci dica come si chiama. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Simone Pollo, nato a Torino il 29 dicembre del 1971. Residenza a Roma? Roma. Professione? Sono dottorando di ricerca. Pubblico ministero può fare domande. Tuttora che attività svolge l'università? Io sono dottorando di ricerca in bioetica all'Università di Genova e collaboro anche con il professor Le Caldano per alcune attività del Dipartimento. Il giorno lei è stato già sentito dalla Polizia di Stato. Volevo sapere, il giorno 9 maggio lei ebbe la necessità di andare alla facoltà di lettere dell'università? A filosofia, Villa Mirafiori. A Villa Mirafiori. Per far firmare al professor Le Caldano una richiesta di rimborso per un convegno a cui avevo partecipato nella settimana precedente e per il quale chiedevo rimborso con dei fondi CNR per un gruppo di ricerca al quale... Ci andò da solo o insieme a qualcuno? Andai insieme alla dottoressa Canalacci. Ma avevate un appuntamento? Come la dottoressa? Dottor Pollo, guardi il microfono se no non lo sentiamo. Poi ripeta, con chi andò? Con la dottoressa Laura Canavacci. Perfetto. Laura Canavacci. Avevate preso un appuntamento preventivamente per andare insieme dal professor Le Caldano?
Sì. Quindi con la dottoressa Caramacci avevate un rapporto di frequentazione, nel senso di colleganza? Cioè Io e la dottoressa Caramacci? Sì, certo. Nel senso, quindi nei giorni precedenti immagino che avevate preso questo appuntamento per il giorno 9? Sì, perché noi andammo il lunedì precedente per ottenere questo rimborso e ci venne comunicato dalla segreteria di dipartimento che era necessaria una lettera di richiesta di rimborso firmata dal professore. Poiché il professore non poteva riceverci mercoledì perché era fuori Roma, decidemmo di andare venerdì 9 maggio, con la lettera che facciamo firmare al professore Caldano. Voi conoscevate già gli orari di impegno, diciamo così, didattico o professionale del professor De Caldano per quel giorno di venerdì 9 maggio? Sì, abitualmente il professor De Caldano fa lezione il venerdì dalle 9:30 alle 10:30, per cui abbiamo considerato di andare dopo le 10:30. Quindi ci siete andati dopo le 10:30? Sì, io e la dottoressa Caramacci ci siamo incontrati prima io avevo già compilato questa lettera, lei l'ha compilata seguendo il modello della mia e poi sì, ci siamo recati dal professor. Vi siete recati? Dal professor De Caldano. Quindi siete arrivati dal professor De Caldano dopo che lui aveva finito la lezione? Sì, su questo non posso averne la certezza assoluta, so che l'orario al quale avevamo stabilito di andare dal professor De Caldano era quello, poi non so dirle con precisione se siamo arrivati prima del professor De Caldano, perché lui ha lo studio al terzo piano dell'edificio, se siamo arrivati prima o se siamo arrivati quando lui era già lì, questo francamente non lo ricordo. Allora, diciamo diversamente, lei e la dottoressa Caramacci avevate preso un appuntamento naturalmente fuori dallo studio e comunque dalla... Sì, l'appuntamento che avevamo era in biblioteca, io ero già presente nella biblioteca della facoltà di filosofia fin dalla mattina presto, dall'orario di apertura che sono le 8:30, e poi la dottoressa Caramacci è arrivata più tardi, mi è venuta a chiamare, ha guardato questa lettera, siamo saliti in dipartimento, lei ha compilato la sua lettera. Voi sapevate, lei mi diceva prima, sapevate che il venerdì normalmente il professor De Caldano aveva quest'ora di lezione, diciamo? Sì. Dalle alle? L'ora di lezione è dalle 9:30 alle 10:30. Quindi andando dopo le 10:30 eravate abbastanza sicuri di trovarlo? Certo. Nello studio suo? Sì. E quindi siete andati lì dopo, diciamo, qualche minuto, immagino, dopo le 10:30. Lei ricorda se quando voi siete arrivati, appunto, diciamo alle 10:30 o qualche minuto dopo, il professore Caldano aveva nel suo studio altri studenti? Guardi, io questo non lo ricordo, cioè, io ricordo che sono andato a far firmare insieme alla dottoressa Caramacci questa lettera. Se fossero state presenti altre persone questo non lo ricordo. Dunque, questa necessità di far firmare questa lettera l'avete soddisfatta entrando nello studio del professor De Caldano, dove gli avete spiegato la ragione per la quale eravate andati da lui, nel senso cioè che eravate andati precedentemente in segreteria, la segreteria... Sì, lui la conosceva già questa cosa, ne avevamo già parlato. Le dico, rispetto a quello che è il suo interrogatorio, la sua deposizione fatta già alla Polizia di Stato, come dicevo prima, negli uffici della TIOS. Nella stanza del professor De Caldano dice che non c'erano altre persone e certamente non c'era, lei perlomeno all'epoca non lo ricordava, non era presente l'imputato Giovanni Scattoni. Sì, io guardi, ricordo con una buona approssimazione che eravamo presenti solo io e la dottoressa Caramacci, su questo però non potrei essere completamente sicuro, perché poi capita molto spesso che nel corso soprattutto quando persone che hanno più frequentazione con il professore Caldano come me e la dottoressa Caramacci, capita che lui ci riceva mentre anche riceve altre persone o ci faccia attendere all'interno del suo studio piuttosto che nel corridoio.
per cui può capitare, su questo non ho una certezza assoluta. Dico, a prescindere da quello che può capitare, le ripeto, siccome lei è stato su questa circostanza sentito dalla Digos il 25 giugno del 97, scusi, e le ricordo, prego, come contestazione, contesti solo infatti, le frasi sto dicendo, le ricordo come contestazione, non ricordo, allora rileggo le frasi sull'argomento del quale ci stiamo intrattenendo adesso. Lo scopo dell'incontro era quello appunto di far firmare una lettera, ci siamo trattenuti nella stanza del professor De Caldano per circa 15 minuti. Quella mattina viese il dottor Scattoni alla domanda, la risposta è: non ricordo di averlo visto, ma sono certo che non era presente nella stanza durante l'incontro avvenuto tra me e il professor De Caldano e la collega Canavacci. Questa affermazione lei la fece, ripeto, in sede di deposizione negli uffici della Digos il 25 giugno del 97. La conferma in questi termini oppure pensa che non sia quella esatta rispetto? Non ho una certezza assoluta di questo, ecco. Io ricordo, posso dirle che ricordo che eravamo da soli. Ecco, questo questi ricordi sono... No, vabbè, ma il ricordo suo, quello che conta, essendo lei testimone in questo momento. Quindi lei ricorda che nello studio del professor De Caldano, in quel momento, perlomeno nel momento in cui ci siete stati voi, cioè lei e la dottoressa Canavacci, eravate da soli, cioè De Caldano, lei e la dottoressa Canavacci. Esatto. Grazie, non ho altre domande. Grazie. La difesa Scattone. Dottor Pollo, ricorda più o meno quanto tempo si è trattenuto all'interno della stanza del professor Le Caldani? Sì, è stata una cosa molto breve, non penso che sia stato più di un quarto d'ora. È stato un tempo breve perché abbiamo fatto semplicemente firmare questa lettera, abbiamo scambiato 2 parole e niente di più. Ricorda di che cosa avete parlato in quell'occasione in particolare? No, ricordo semplicemente che gli abbiamo presentato la lettera, gli altri discorsi che ci sono stati non li ricordo. Ricorda se durante l'incontro la porta della stanza rimase aperta o chiusa? No, questo non lo ricordo, anche perché poi la porta della stanza del professor Le Caldano si apre frequentemente da sola, per cui posso dirle non abbiamo capito. La porta dello studio del professor Le Caldano ha un difetto di chiusura, per cui talora si apre mentre, pur essendo chiusa, per cui non so se, considerato che chi va al ricevimento del professor Le Caldano dà alle spalle la porta, io non so dirle se fosse aperta o chiusa. Ricorda quando lei e la dottoressa Canavacci siete arrivati, se la porta era aperta o chiusa? No, non lo ricordo. Lei ricorda se quella mattina il professor Le Caldano aveva altri impegni? No. Quindi non sa, dopo il vostro incontro, che cosa avrebbe dovuto fare il professor Le Caldano, né ve lo riferì in quella circostanza? No, non ricordo. Ricorda allora chi fu ad uscire dalla stanza, se uscì il professor Le Caldano o se usciste tutti e 3 insieme? Presidente, c'è un'opposizione, la domanda è ovviamente suggestiva, ma ovviamente il pubblico ministero si oppone. Quando voi avete lasciato la stanza, cosa è successo? Il mio ricordo è che il professor Le Caldano rimase alla sua scrivania, quindi uscimmo io e la dottoressa Canavacci. E quindi lei e la dottoressa Canavacci usciste lasciandolo seduto sulla scrivania? Sì, l'opposizione intesa risposta in questo momento. L'avvocato ha già dato una risposta. No, se li ha accompagnati alla porta, se è rimasto sulla scrivania. L'ha accompagnato alla porta il professore? Non mi sembra. Nessun'altra domanda, grazie. Parte civile? Guarda, Rozzi, parte civile. La prima domanda è questa: lei conosceva all'epoca il dottor Scattoni? No, aspetta, la difesa Ferraro, ho dimenticato. Pardon. Nessuna domanda, Presidente, grazie. Sì. Parte civile allora? Sì, adesso sì. Allora ribadisco la domanda. Se conosceva all'epoca il dottor Scattoni? Sì. Lo conosceva? Eravate amici? No, una conoscenza molto superficiale. Ci siamo conosciuti, se non sbaglio, al corso di perfezionamento in bioetica dell'Università La Sapienza.
era il primo corso, io dovevo ancora laurearmi e lo frequentavo come uditore. Cioè quanto tempo prima di questo episodio di cui stiamo Guardi, parlando? se non erro, questo corso si è tenuto nell'anno accademico 95-96. E vi siete poi frequentati tra il 95, 96 e il 97? No, ci può essere stato qualche incontro occasionale nel corridoio dell'università, che francamente non ricordo però. Il che significa che se lei avesse incontrato il dottor Scattone nelle circostanze che prima ci ha descritto, lo ricorderebbe? No, non necessariamente. Perché allora la domanda, perché non lo ricorderebbe? Nel senso che lo frequentava, si incontravano frequentemente o no? Cioè, innanzitutto io non ho mai frequentato in maniera particolare il dottor Scattone, appunto lo incontravo del tutto casualmente e poi considerato che all'università, in particolare alla facoltà di filosofia, conosco molte persone in modo più o meno superficiale, molte persone allo stesso livello di superficialità del dottor Scattone, sono incontri che faccio ogni volta che vado all'università molto frequentemente, cioè e che non ricordo. Se ci si incontra persone che sia pure che non si frequentano eccessivamente, ci si saluta di solito. Ovviamente. Lei avrebbe salutato il dottor Scattone se l'avesse incontrato quella mattina? Vabbè, ma che domanda? Sì, certo. Lei adesso ha detto una cosa leggermente diversa che è stata già contestata al pubblico ministero, perché lei ha detto esattamente: sono certo che non era presente nella stanza durante l'incontro. Oggi stamattina ha detto: non ne sono sicuro, non ricordo. Sì, esattamente. Ecco, allora, alla luce anche della domanda che le ho fatto prima, se fosse stato nella stanza o l'avesse incontrato nei pressi della stanza del professor Recaldano, vi sareste salutati? Certo. Sì, perciò. La seconda domanda: quando è andato via lei poi ha detto che è stato un quarto d'ora al massimo nella stanza del dottor Recaldano, poi è rimasto nell'istituto e è andato via? Come sono questi? Dopo essere stato il professor Recaldano sono andato a consegnare nella segreteria di dipartimento questa lettera per completare la pratica per la richiesta di rimborso e poi non ricordo con precisione l'ora in cui sono andato via, perché potrei anche essermi trattenuto ancora o a parlare con la dottoressa Canalacci. Ma più o meno? Lei ricorda più o meno se c'è rimasto mezz'ora o un'ora? Ricordo di essere tornato a casa per l'ora di pranzo, però questo è... Ecco, la domanda successiva però è questa: nell'ambito del periodo breve o lungo che lei non riesce a quantificare di sua presenza all'istituto, ha incontrato il dottor Scattone? No, cioè non ricordo di averlo incontrato. Lo ripeto la domanda: se l'avessi incontrato, vi sareste salutati, avreste parlato o no? Se l'avessi incontrato l'avrei salutato, certo. Esclude di però io le dico, non ricordo né se l'ho incontrato né se non l'ho incontrato. Certo, ho capito perfettamente quello che lei tenta di dire. Acquistiamo comunque quel verbale. Sì. L'ultima domanda è questa: ricorda se per caso il professor Recaldano, finita la lezione, avesse o dovesse fare un seminario? No, non me lo ricordo. Non lo ricordo o non lo sa? Di questo seminario diciamo che l'attività didattica di cui ero a conoscenza del professor Recaldano per la mattina di venerdì consisteva nella sua lezione dalle 9 alle 10:30, poi non so se dovesse fare un seminario o altro, questo non lo so. Ho capito. Quindi, però non ricordo neanche che quella mattina fosse in qualche modo emerso questo fatto. Ok, e poi lo domanderemo poi al professor Recaldano, volevo sapere se lei fosse al corrente. L'ultima veramente è questa: risulta che l'istituto e quindi il professor Recaldano stesse organizzando un convegno, un incontro a breve distanza dal 9 maggio? Si riferisce al seminario dal titolo Universalità in Etica? Esatto. Sì. E quando era previsto? Per quando era previsto? Se se lo ricorda. No, non riesco a ricordarlo, so solo che era previsto inizialmente per una data e poi è stato spostato a un'altra data. Ma entro il mese di maggio o in periodo successivo? Guardi, io so che si è svolto, se non erro, il giorno dopo, il lunedì, dopo che sono stati arrestati gli imputati. Perciò a giugno? Sì. Perciò a giugno. Erano già predisposti dei programmi o qualche documento relativo? Lei ne era già al corrente? Le era stato fornito questo programma? Io di questo seminario ero al corrente prima che ne venissero divulgati i programmi e poi sì, sono stati fatti dei programmi. Lei ricorda più o meno se intanto lei l'ha ricevuto il programma scritto? Sì, più di uno. Più di uno. Quando per la prima volta? Che lei sa? Non ricordo. Non ricordo.
Prima o dopo questo incontro col professor Le Caldano? Non ricordo. Non ricordo. Grazie. Poi? Senta, dottor Pollo. Sì. Lei ha fatto anticamera prima di essere ricevuto dal professore? Non ricordo. So che io e la dottoressa Canavacci siamo stati per un certo periodo di tempo, ma pochi minuti, nel corridoio del Dipartimento, però non so dirle se, perché non mi ricordo se il professor Le Caldano fosse già in stanza o non fosse in stanza. Poi generalmente la prassi è che bussiamo, il professore ci fa entrare comunque, indipendentemente dal fatto che abbia lei già non gente. ricorda se avete aspettato che qualcuno uscisse dalla stanza del professore? No, non lo ricordo. Villa Mirafiori è un edificio grande o piccolo? Direi di medie dimensioni. Rispetto a un edificio universitario, se abbiamo in mente gli edifici universitari della città universitaria, sicuramente un edificio più piccolo. C'è molto flusso di studenti? Quel giorno in particolare c'era flusso di studenti? Non ricordo né più né meno del solito, che è un flusso non nel particolare. Nel corridoio, quello che dà alla stanza, allo studio del professore, c'erano molte persone in quel momento, quando lei aspettava con la sua amica? Non lo ricordo. Può andare. Grazie. Scusa Presidente, una domanda importante per noi. Lei venne sentito dalla Digos il 25 giugno. Ricorda se venne anche intervistato da un investigatore privato? No, io ricordo che fui contattato da un investigatore privato, ma non ero in casa, mio padre ricevette questa Ecco, lei ricorda questo contatto, che data fu? Se era precedente la data a quella dell'interrogatorio? No, lo stesso giorno? Fu lo stesso giorno. Ricorda, è sicuro di questo? Cioè lo stesso giorno venne... Lo stesso giorno dell'interrogatorio. Sì. E lei non era in casa? Lo stesso giorno dell'esame? Sì, della Digos. Sì, dell'esame. Non era in casa? Sì, stavo rientrando proprio dalla questura. Che giorno era, avvocato? Il 25 giugno risulta interrogato dalla Digos alle 12:35 negli uffici della questura. Stavo probabilmente rientrando anzi non dalla questura ma dall'università, perché ero all'università e avevo una macchina posteggiata lì vicino e noi siamo stati portati, io e la dottoressa Canavacci, in questura con una macchina della polizia. Quindi veniste prelevati direttamente da Villa Mirafiori? Sì. Poi quando tornò a casa suo padre le disse che era stato... Che ero stato cercato da questa persona. E si ricorda come si qualificò questa persona? No. Suo padre non le disse nulla di più preciso? No. Grazie. Può andare, grazie. Un altro teste? Canavacci Laura. Posso spiegare? No, non è arrivato. Canavacci Laura. È chiamata a rendere testimonianza, deve dire la verità, in caso di falsa testimonianza sono previste delle sanzioni. Legga la dichiarazione di impegno e subito dopo ci dica come si chiama. Sì.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è in mia conoscenza. Sono Laura Canavacci. Nata? A Roma, il 7 febbraio del 1968. Professione? Ho un dottorato di ricerca presso l'Università di Siena. Lei svolge, signora dottoressa Canavacci, lei svolge tuttora attività all'università? Sì, un'attività di ricerca. Dove? Presso l'Università di Siena. A Roma? Ho contatti personali, ma non per il mio dottorato. Quindi lei risiede a Roma, però svolge la sua attività, didattica professionale presso l'Università di Siena. Sì, non didattica, professionale, sì. Anche nell'anno 97 era la stessa situazione? Sì. I rapporti che avevate con l'istituto e con la cattedra del professor Recaldano, quali erano all'epoca? Io mi laureai con il professor Lecaldano e in questi anni ho continuato ad avere un rapporto di collaborazione amichevole per altre cose con il professor Lecaldano. Abbiamo preparato insieme dei convegni, abbiamo fatto altre attività di ricerca di questo tipo. Nell'ambito di questa collaborazione, di questa attività di ricerca, era nata per lei la necessità di vedere il professor Recaldano in quel mese di maggio del 97? Sì. Cioè che cosa era il motivo, qual era? Nel mese di maggio? Sì. In quei giorni sì, io avevo partecipato a un convegno ad Imperia per un gruppo di ricerca del CNR sulla bioetica, quindi ero in quei giorni lì da Lecaldano per ragioni legate a questo convegno. Se ce le può dire in maniera più. Ero lì perché ero stata al convegno qualche giorno prima ed eravamo lì perché dovevamo fare della modulistica per ottenere rimborsi dal CNR. Eravamo chi? Io e il dottor Pollo. Eravate stati insieme ad Imperia? Eravamo stati assieme a Imperia, sì. E dovevate andare dal professore Recaldano per quale ragione? Perché eravamo stati nella segreteria del Dipartimento il lunedì precedente per appunto la modulistica per i rimborsi e serviva una lettera che doveva essere firmata dal professor Lecaldano e quindi il mercoledì successivo Lecaldano era fuori Roma, quindi ci eravamo dati appuntamento per il venerdì 9 a Villa Mirafiori per far firmare questa lettera per poterla poi consegnare in segreteria e quindi avviare le procedure per il rimborso. Sapevate a che ora dovevate andare dal professor Recaldano quel venerdì? Io non ricordo, so che sull'agenda avevo segnato un appuntamento alle 10:30, ma non con il professor Lecaldano ma con il dottor Pollo, sapendo che il professore faceva lezione quel giorno e che avrebbe finito alle 10:30, quindi l'orario era stato fissato tra me e il dottor Diciamo Pollo. dalle 10:30 in poi, praticamente. L'appuntamento con il dottor Pollo dove era? Dal punto di vista topografico, dico. Guardi, non ricordo bene, mi sembra che io arrivai in Villa Mirafiori e incontrai il dottor Pollo in biblioteca e salimmo su al terzo piano dove c'è la stanza, lo studio del professore. Quindi l'appuntamento era, abbiamo detto, qualche minuto, immagino, dopo le 10:30. Con il, Sì, non ricordo con precisione, so che sull'agenda per certo avevo scritto 10:30 in istituto. Lei ricorda se dovette lei trattenere qualche minuto o non so quanto in biblioteca con il suo collega prima di andare dal professor Recaldano? Ma allora il mio collega aveva già scritto, compilato questa lettera, io dovevo ancora compilarla e quindi mi sembra di ricordare, ma non sarei sicura, adesso non so se in biblioteca, ma forse direttamente su al piano scrissi questa lettera, compilai questa lettera, questione di qualche minuto, sì, non saprei, non ricordo bene, insomma. Però sicuramente scrissi la lettera prima di vedere Lecaldano, quindi qualche minuto dopo. E poi andaste insieme, nello studio del professor Lecaldano, sì. A questo punto naturalmente le 10:30 erano già passate da... volevo sapere una cosa, quando voi siete arrivati, lei e il suo collega Pollo,
siete arrivati presso lo studio del professore Caldano. Lei ricorda se il professore Caldano fosse ancora impegnato in qualche sua attività, diciamo così, didattica in senso generale? No. O era già libero e quindi entraste direttamente, una volta arrivati al piano, entraste direttamente nello studio del professore? No, non ho ricordi precisi su questa cosa, ricordo che salimmo su e che io compilai la lettera prima di entrare nello studio delle Caldano, ma non ricordo se Le Caldano fosse già dentro o se fosse impegnato, non ricordo. Ma voi comunque siete entrati nello studio del professore Caldano, questo lo ricordo. Compilata la lettera, sono entrata, sì. È entrata insieme al suo collega? Sì. Quando siete entrati nello studio, prima di entrare, ricorda se avete dovuto aspettare qualche tempo oppure no? Se siete non lo entrati ricordo assolutamente, no. Lei ricorda di aver compilato questa lettera e di essere entrata nello studio. Quando lei è entrata nello studio, ricorda se c'erano altre persone nello studio? Purtroppo no, io non ho ricordi precisi di quella mattinata. Lei conosce l'imputato Giovanni Scattone? Sì. All'epoca dico già lo conosceva? Sì. Ricorda se era nella stanza dello studio del professore Caldano? No, purtroppo non ho ricordi. Ripeto, io ho ricostruito questa mattinata perché avevo un appunto sull'agenda e ho ricordato questa cosa del convegno, ma non ho ricordi precisi del colloquio avuto con Le Caldano e quindi di chi c'era nello studio. Sono sicura ci fosse Simone, perché insomma, il dottor Pollo, perché siamo andati assieme, però non ricordo.